Il pandoro è quel lievitato, quella specie di panettone natalizio senza canditi, ma con un aroma e un suo modo di essere così soffice, con quello zucchero a velo che dà quella sensazione di essere una montagna innevata. In questo video vi farò vedere come realizzare un pandoro con il lievito di birra, un metodo molto semplice e facile, però mantenendo sempre la stessa lavorazione, cioè la lievitazione delle 12 ore del preimpasto, ottenendo un ottimo prodotto nonostante sia fatto con lievito di birra. Ci togliamo la soddisfazione di fare un pandoro natalizio non gestendo, purtroppo il lievito madre è una gestione abbastanza lunga e fatta di attenzione. Vi ricordo che nel mio canale ci sono tutte le ricette dei miei dolci natalizi, adesso che compare la scheda in alto, cliccate sulla scheda e verrete indirizzati sulla playlist dei miei dolci natalizi. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto una donazione. Vi ricordo che sotto la descrizione, vicino alla ricetta di ogni video, troverete il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo più competente e interessante. Adesso andiamo a fare questo spettacolare pandoro. Allora, per la ricetta con questo pandoro con lievito di birra, abbiamo il primo impasto, facciamo il lievitino di birra di 5 grammi di lievito di birra, 50 grammi di farina manitoba e 30 grammi di acqua. Impastiamo il tutto con l'acqua a temperatura ambiente, facciamo lievitare il triplo del volume, più o meno ci vorranno 3-4 ore, e impastiamo il tutto con 320 grammi di farina manitoba, 90 grammi di zucchero semolato, 110 grammi di burro di buona qualità, 260 grammi di uova intere. Poi dopo 12 ore il secondo impasto, facciamo tutto l'impasto precedente, più 55 grammi di farina manitoba, 5 grammi di sale, 4 grammi di malto o miele, 55 grammi di tuorlo d'uovo. Per l'emulsione abbiamo 120 grammi di burro di buona qualità, 55 grammi di zucchero semolato, 25 grammi di burro di cacao o cioccolato bianco grattugiato, 10 grammi di miele, 10 grammi di vaniglia liquida o i semi di un baccello intero e uno stampo per pandoro da 1 chilo. La prima cosa, andiamo a sciogliere il lievito di birra, vedete, nell'acqua, e poi passiamo il tutto. Io vado su un piano da lavoro, sciolto il lievito di birra, cosa semplicissima, passo sul piano da lavoro, metto la farina sul tavolo, vado a fare la classica fontana, metto il lievito precedentemente sciolto nell'acqua e faccio un panetto, otterrò un panetto, vedete, vado a impastare normalmente come un normalissimo impasto, molto rapido. Man mano che si assorberà la farina con l'acqua otterremo un impasto che mi da aiutare con il classico mio tarocco magico, questo azzurro. Ecco qua, faremo questo impasto. Mi raccomando, usare sempre farina manitoba non molto scadente. È vero che è un pandoro fatto con lievito di birra, diciamo, molto facile da creare, ma non usiamo farina manitoba molto scadente, altrimenti il prodotto che avremo è sempre scadente. C'è poco da fare, quello che mettiamo, quello troviamo. Ecco, vado a fare questo panetto, vedete? Vado a lavorare un poco, a raffinare con le mani perché è piccolissimo. E voilà, vado a rotolare, vedete? E voilà, il panetto è pronto. Vado a dare l'ultima pirlatura prima di metterlo. Io lo metto in un bicchiere e poi lo copro con pellicola. Vedete? Ecco qua, questo è il livello, diciamo, del panetto che otterremo. Almeno deve lievitare il doppio. Vado a stringere bene, così mi regolo con la lievitazione. Deve lievitare il doppio, almeno fino all'orlo del bicchiere. Il tutto lo facciamo maturare per più o meno 3-4 ore, facciamo fare una bella maturazione e voilà. Dopo 3-4 ore di maturazione, eccolo il nostro lievitino come è ben lievitato, guardate, e voilà. Passiamo all'impasto. Mettiamo nella planetaria tutta la farina e metà zucchero.
la farina, lo zucchero, le uova. Mettiamo per adesso solo 2 uova inizialmente. Inizialmente mettiamo il gancio impastatore, poi più in là andiamo a mettere la foglia per velocizzare senza surriscaldare l'impasto. Ecco, azionando la planetaria a modalità minimo della velocità, a questo punto azioniamo un po' la seconda marcia per far assorbire la farina a tutti gli ingredienti che abbiamo messo, in questo caso la metà dello zucchero e 2 uova. Andiamo a mettere un altro uovo, cade un altro poco in più di un uovo, sarà un uovo e mezzo in questo caso. Ecco, sempre con questa velocità, vediamo che si inizia a compattare il contenuto. Vedete, man mano dobbiamo fare molta attenzione che non sale di temperatura. Poi con l'avanzare del video vi faccio vedere come monitorare la temperatura. Mi servivano da quel panetto e l'abbiamo messa a lievitare. Ecco, il nostro lievito è pronto e lo andiamo a inserire. In questo caso ho messo tutto insieme, però è più corretto mettere a un pezzettino per volta. Poi andiamo a inserire un altro uovo ancora per far amalgamare anche il nostro lievito madre. Ecco, inizia a sciogliersi all'interno dell'impasto. Ecco, velocizziamo un po' l'impasto, mettiamo la marcia successiva. Vediamo che inizia già a staccarsi dalle pareti. Andiamo a monitorare sempre la temperatura dell'impasto, sempre non molto caldo, deve essere piuttosto freddo, e mettiamo la foglia per velocizzare e dare una mano all'impastatrice, perché è un impasto molto poco, cioè questo impasto alla fine di tutta l'operazione arriverà a 1 chilo. Abbiamo visto, abbiamo messo la foglia, ecco, man mano inizia a salire anche l'impasto. Vediamo che con la foglia rimane l'impasto attaccato vicino alla foglia. Andiamo a mettere il restante zucchero, più o meno la metà che ci è rimasta dal primo inserimento, e le restanti uova. In questo caso sono rimasti un paio di tuorli perché l'albume è caduto precedentemente. E continuiamo ad impastare. Dopo che si sono assorbite le uova, fermiamo la macchina e vediamo a quanti gradi sta. In questo caso sta a 24 gradi,2, 3. Va benissimo, l'importante è che non superi i 26 gradi, altrimenti dobbiamo mettere tutto l'impasto nel freezer, aspettare 10 minuti che si raffredda e ricominciamo a eseguire l'impasto. Adesso il nostro impasto sta iniziando a prendere corpo, aumentiamo un po' la velocità, sempre fare attenzione che non sale troppo di temperatura, altrimenti
Se arriva a 28, 29 gradi, 30 gradi, purtroppo è tutto da buttare, perché non avremo più un panettone o un pandoro, ma avremo una mollica rozza che non ha niente a che fare con questi grandi lievitati che sono di una morbidezza unica. Adesso prepariamo anche il lievito il burro a temperatura ambiente e lo mettiamo a pezzettini. Vediamo che man mano si assorbe perché è a temperatura ambiente. Andiamo a mettere a pezzettini in modo tale da agevolare l'assorbimento. Ecco, andiamo a mettere gli ultimi pezzi del primo impasto. Ecco, l'impasto inizia a staccarsi completamente dalle pareti. Gli ultimi pezzi. Mi raccomando, munitevi sempre di termometro, perché anche se ha lievito di birra, ma è importante misurare che non arrivi oltre la temperatura di 26 gradi, in modo tale da non perdere la maglia glutinica. Ecco, incorporato gli ultimi pezzi di burro. Vediamo, l'impasto è salito totalmente vicino al gancio, in questo caso vicino alla frusta K. Andiamo a misurare la temperatura. Non deve superare mai i 27-28 gradi, come vi dicevo. Se supera questa temperatura o se arriva a 26-27 gradi, dobbiamo mettere l'impasto di nuovo in frigorifero, nel freezer, aspettare 5 minuti e poi andiamo a reimpastare. Nel nostro caso non c'è stato bisogno. Aspettiamo che l'impasto si asciughi. Di tanto in tanto possiamo dare anche una pulita lateralmente in fondo alla planetaria, in modo tale da agevolare l'impasto e qua andiamo a vedere l'elasticità della maglia glutinica. Ecco, come vedete, io con un raschietto o tarocco, cartoncino, come lo vogliamo chiamare, ho pulito il fondo della planetaria in modo tale da agevolare l'impasto ad essere più asciutto. Ecco, vediamo la maglia glutinica, molto elastica e molto fine, quasi trasparente. L'ho messo in un contenitore di plastica alto, così posso monitorare la lievitazione. Lieviterà il triplo del suo volume, cioè una parte di impasto, e altre due parti andranno come lievitazione, quindi otterremo il triplo dell'impasto che abbiamo fatto. Mentre aspettiamo la prima lievitazione dell'impasto, andiamo a grattugiare il cioccolato bianco o, se avete, burro di cacao. Inseriamo nel composto il burro morbido, la vaniglia liquida, il miele e montiamo il tutto con la planetaria. In questo caso ho usato un frullino, essendo un composto molto piccolo. Ho utilizzato un contenitore di plastica in modo tale da farlo montare bene. Come vedete, portiamo tutto a una modalità tipo, per farvi capire, crema al burro,
Lo facciamo il giorno prima nel caso del lievito madre, così il giorno dopo lo mettiamo in frigorifero, il giorno dopo lo troviamo ben freddo per inserirlo nel secondo impasto. Se lo facciamo con lievito di birra, lo facciamo mentre sta lievitando il primo impasto, facciamo la stessa cosa. Ecco, come vedete, il burro è diventato a crema e tutti gli ingredienti, burro di cacao, cioccolato, miele e tutto, e vaniglia liquida. Andiamo a pulire il recipiente e lo copriamo con pellicola e lo mettiamo in frigorifero. Ho usato la vaniglia liquida nel mio caso, o se usate la bacca di vaniglia mettete, come già sapete, tutti i semini all'interno di questo composto e montate insieme a tutto il composto che vi ho elencato negli ingredienti. Adesso lo andiamo a mettere in frigorifero. Ecco l'impasto dopo 12 ore come si presenta. Ovviamente è preferibile farlo ad esempio alle 8 di sera, così il mattino seguente si presenta in queste condizioni ben lievitato e lo possiamo lavorare. È la migliore soluzione a livello di orario. Vedete, non c'è bisogno di metterlo a caldo come per il lievito madre, lieviterà tranquillamente anche a temperatura ambiente, tranne per temperature veramente di freddo. Andiamo a mettere tutto il primo impasto nella planetaria. Con tutta la farina. E iniziamo a marcia bassa ad incorporare la farina al primo impasto. Ecco, iniziamo anche ad estrarre dal frigorifero la nostra emulsione di zucchero, burro di cacao, burro, miele e vaniglia liquida. Vedete, il primo impasto con la farina inizia a amalgamarsi, diventa un impasto ben solido. A questo punto inseriamo un paio di tuorli per volta. Vediamo l'impasto come è ben elastico. Nel secondo impasto di solito non c'è bisogno di mettere la foglia perché è già ben incordato, quindi eppure come quantità è di più, quindi il gancio va sicuramente bene. Se non vedete che l'impasto non sale, usate benissimamente la foglia e monitorate sempre, se vedete che si surriscalda, monitorate sempre con termometro l'impasto, che non arrivi oltre i 26 gradi. Ecco, mettiamo ancora i tuorli in più riprese. Ecco, in questo caso mettiamo i 4 grammi di malto, lo vado a inserire, essendo una piccolissima quantità, faccio attenzione che non esca fuori durante l'impasto. Beh, come vediamo l'impasto è ben elastico, guardate che spettacolo. E iniziamo ad incorporare l'emulsione e aromi, tutto insieme, che già abbiamo preparato il giorno precedente.
andiamo a incorporare l'emulsione. A questo punto possiamo inserire anche il sale, guardate sulla sinistra, inseriamo il sale e man mano mettiamo a pezzettini. Man mano, vedete, sto inserendo a pezzettini sempre tutto il resto della parte aromatica e l'emulsione, tutto insieme. Vedete che spettacolo. L'impasto ha raggiunto un'incordatura perfetta, molto compatto. Vado a misurare sempre la temperatura, anche se già vedevo che era ben freddo. Siamo sui 24 gradi e va benissimo. Facciamo finire, ci possiamo anche permettere di far finire di incordare l'impasto. Se vedete qualche pezzettino di burro emulsione, in questo caso che non si è amalgamata bene, scioglietela con le mani che sicuramente si scioglierà. E poi ecco, vediamo la maglia glutinica, che spettacolo, una maglia fine e elasticissima. Guardate, quando avete ottenuto questo impasto, questa gradazione, sicuramente vi è riuscito alla perfezione. Adesso facciamo riposare l'impasto per 30 minuti, io lo lascio in planetaria coperto dal coperchio di plastica della casa e lo facciamo riposare per 30 minuti. Ecco, dopo 30 minuti vado a togliere il coperchio centralmente era bucato, era chiuso dalla macchina, non ci fate caso. Voi potete mettere anche in un contenitore dove volete voi. Io l'ho rimasto nella planetaria. Ecco qua, andiamo a mettere il composto sul tavolo. Gli diamo una prima pirlatura. Ecco, più stesura che pirlatura, e aspettiamo un quarto d'ora. Ecco, dopo 15 minuti andiamo a dare una pirlatura, andiamo a portare l'impasto sempre verso il centro, vediamo che inizia ad essere più omogeneo, che inizia la prima piccolissima lievitazione. Ecco qua, a questo punto lo lasciamo altri 10 minuti. Dopo 10 minuti andiamo a pesare l'impasto, diamo una pirlata, mettiamo un po' d'olio sopra alla campana della bilancia, andiamo a pesare, e in questo caso a me mi servono 750 grammi perché ho uno stampo da pandoro da 750 grammi, il restante farò un chiamiamolo panettoncino da parte. Andiamo a burrare il nostro stampo del pandoro sempre con il burro, pur essendo uno stampo antiaderente vado lo stesso ad imburrare, non si può mai sapere. Siamo sicuri che il pandoro fuoriuscirà dallo stampo. Ecco, vedete, imburrato alla perfezione. Diamo l'ultima pirlata, quella fondamentale. Non andiamo a rompere tutta la maglia di lievitazione, ma andiamo ad accarezzarlo. Andiamo a togliere da sotto tutto l'impasto superfluo che sta sul tavolo con un tarocco, cartoncino, come lo vogliamo chiamare. Ogni città lo chiama in un modo, noi a Napoli lo chiamiamo o cartoncino, e mettiamo l'impasto nello stampo.
andiamo a coprire con pellicola trasparente e lo metteremo in forno spento a lievitare fino a quando raggiungerà il bordo dello stampo, che poi andremo a infornare. Ecco, l'impasto ha raggiunto il bordo dello stampo, a un dito diciamo dallo stampo. Iniziamo ad accendere il forno a 180 gradi. Una volta preriscaldato il forno, vedete che è salito un altro poco, inforniamo e a questo punto, dopo circa 20 minuti, mezz'ora, andiamo a mettere un foglio di carta argentata e misuriamo la temperatura dopo un'ora scarsa, 55 minuti. Il nostro pandoro a 93 gradi e mezzo, massimo 94 gradi, è pronto. Vedete, questo è quello da 750 grammi. Spettacolo. Ecco, dopo 2 ore di raffreddamento lo andiamo a sformare. Guardate che spettacolo. Il nostro magico pandoro dovrà stare almeno altre 4 ore prima di imbustarlo. Ecco, se lo vogliamo imbustare abbiamo bisogno di alcol a 96 gradi, una busta per incartare i panettoni e andiamo a mettere il pandoro nella busta. Ecco, prima di chiudere la busta andremo a mettere dell'alcol a 96 gradi, è alcol quello là tipico per le conserve sotto spirito, per evitare in questo caso le muffe, perché lo andiamo a aprire dopo 48 ore, che il panettone, pandoro, panettone, grandi lievitati devono stare almeno 48 ore per sentire tutti i loro aromi e i loro ingredienti che sprigiorano tutti i sapori. Ecco, vado a chiudere con chiusino classico, quello per panettoni. Pur essendo un pandoro a lievito di birra, ma se lo facciamo stare anche un giorno, 48 ore, anche 2 giorni, diciamo, chiuso, sprigionerà sicuramente tutti i suoi sapori e voilà, lo andiamo a spolverare di zucchero a velo e poi è pronto per mangiarlo. Di solito è molto difficile che si aspetta tutto questo tempo, come ho fatto io. L'ho aperto in giornata, neanche dopo 12 ore, 48 ore in giornata. Va bene? A dopo, ragazzi. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, come sempre, lasciate un bellissimo like e iscrivetevi al mio canale. Come sempre, rimanete un commento qui sotto che vi risponderò a tutti. Mi raccomando, seguitemi sempre sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, sotto la descrizione, insieme alle ricette, troverete in ogni mio video il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare il mio canale e renderlo sempre più competente e interessante. Se vi è piaciuto questo video, come sempre, sotto al video c'è scritto condividete il mio video sulle vostre pagine Facebook o altri social. Ragazzi, un abbraccio a tutti, alla prossima ricetta.